Referendum sulla giustizia, nel nord-est vince il sì, ma l'Italia dice no. Riforma bocciata con quasi il 54% dei voti. In Veneto situazione ribaltata, ma nella gran parte dei capoluoghi prevale il no. Il governo sconfitto, videomessaggio di Giorgia Meloni, rammarico per l'occasione persa, dice la Premier, ma rispettiamo la decisione degli italiani. A Treviso prevale il no, il ministro della giustizia Nordio battuto nella sua città. Da Roma il guardasigilli prende atto dello stop alla sua riforma, ma non ha significato politico, dice. Affluenza alle urne record, a livello nazionale sfiora il 59%, in Veneto sale al 63,4% e Padova la provincia in cui si vota di più, l'affluenza più bassa a Belluno. Il riflesso del voto sulle amministrative di primavera, sebbene in provincia vinca il sì, nella città di Venezia prevale il no con oltre il 55%, segnale forte per la corsa a Caparsetti. Ancora un morto sul lavoro in Veneto, operaio senegalese di 22 anni perde la vita a Selvazzano, schiacciato da un macchinario, ferito il collega che cerca di salvarlo. Quella persona ha distrutto 5 famiglie, non voglio più saperne nulla, così i familiari delle vittime della strage di Santo Stefano di Cadore hanno commentato la richiesta dei domiciliari per Angelica Hutter. Biennale d'arte di Venezia, dopo le polemiche sulla presenza della Russia presentati ai festival, il presidente Buttafuoco torna a parlare ma mantiene la linea morbida. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto, dunque in primo piano l'esito del referendum sulla giustizia. E come dicevamo è un esito a due volti per quanto riguarda il Veneto e ovviamente l'Italia. Lo vediamo nella tabella con la vittoria dunque del no, 53,74%, ormai mancano davvero poche sezioni scrutinate, la vittoria del no quasi il 54%, sul sì al 46,26%. Questo in Italia. In Veneto la situazione è ribaltata, la vittoria del sì al 58,36% e il no al 41,64%. Anche questa è una situazione particolare perché nelle varie province, adesso le vediamo nel dettaglio, sostanzialmente vince il sì, ma nelle città capoluogo, tranne Verona e Rovigo, vince il no nelle grandi città e nelle città capoluogo soprattutto. Allora vediamo nel dettaglio le province, lo vediamo dal sito del Ministero dell'Interno, siamo a Belluno e lo vedete, sezione ormai concluse lo scrutinio, il sì vince al 56,04% contro il no al 43,96%, questo è Belluno. Vediamo Padova. Padova la vittoria del sì al 56,36%, il no invece al 43,64%, anche qui mancano pochissime sezioni. Andiamo a Rovigo il 59,39%, quindi è un voto plebiscitario quasi per il sì contro il no al 40,61%. Stiamo parlando ovviamente sempre delle province. Treviso 60,42% per il sì, 39,58% per il no. Continuiamo, ma è di fatto una situazione simile dappertutto, 53,68%, siamo in provincia di Venezia contro il 46,32% e qui le sezioni sono tutte scrutinate. Continuiamo con le province, andiamo a Verona per completezza, qui è la provincia che ha fatto registrare il maggior numero di votanti per il sì, 62,06% contro il 37,94% per il no, e poi chiudiamo con Vicenza dove vince il sì al 59,57% e il 40,43% per il no. Questo riguarda i territori delle province, ma lo dicevamo nelle città capoluogo, nelle grandi città, nelle città capoluogo, a parte Verona e Rovigo, vince il no. Ci sono situazioni particolari, ci sono situazioni che riguardano ad esempio Treviso, la città del ministro della giustizia Carlo Nordio, che boccia di fatto la sua riforma perché vince il no, seppur di misura, e questo apre un dibattito ovviamente politico anche a Treviso. A Venezia ad esempio, Venezia che si sta preparando per andare al voto, vince con il 55% il no, in Venezia città. Anche questo è un dato importante perché sembra quasi un viatico o tirare una volata verso per il centro-sinistra alle elezioni. Ovviamente parliamo di competizioni elettorali diverse, ma certo è un dato che fa
che fa riflettere. E poi c'è ovviamente quello che dicevamo e che è anche il tema del sondaggio, la tenuta del governo. A parlare nel pomeriggio è stata subito Giorgia Meloni. Allora, nel primo servizio di Christian Erboit facciamo un po' il riassunto della situazione partendo proprio dalle parole di Giorgia Meloni. I cittadini hanno deciso e noi, come sempre, rispettiamo la loro decisione. Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia, ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l'Italia e verso il suo popolo. Non sono nemmeno le 5 del pomeriggio quando la Premier affida ai social il suo messaggio, incassando di fatto la sconfitta sul referendum della giustizia. Il no lungo lo stivale ha prevalso in maniera netta, andando anche oltre quelle che erano le previsioni della vigilia. 10 minuti dopo Meloni, la nota del guardasigilli Carlo Nordio: prendo atto, dice il ministro, che ribadisce come il voto non abbia significato politico. Di tutt'altro avviso le opposizioni: ce l'abbiamo fatta, viva la Costituzione, afferma Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle. Sonora batosta per il governo, rilancia Matteo Renzi. Dal Partito Democratico, nel corso della diretta di Focus, la riflessione di Alessandra Moretti. Non è soltanto qui una responsabilità di Giorgia Meloni, che governa e quindi ce ne ha molta. La responsabilità è anche del nostro schieramento, lo schieramento di centrosinistra, che alla luce della risposta che il Paese ha dato probabilmente deve cambiare strategia. Se l'analisi non può che essere politica, altrettanto significativo è il dato regionale che racconta di un Veneto dove è prevalso ovunque il sì, seppure con differenze spesso notevoli tra capoluoghi e provincia profonda. Ad ogni buon conto, per la Lega, reduce dai funerali del leader Bossi, sta ritornando lo schema nord contro sud. Questo è un'altra chiave di lettura, insomma, in Veneto, Friuli, Trentino e Lombardia, insomma, il sì pare abbia vinto e quindi questa è una lettura su una suddivisione territoriale che sta diventando marcata, sta ritornando ad essere marcata. Ci sono però due casi. Il primo riguarda Treviso capoluogo, la città di provenienza del ministro Nordio, dove le fibrillazioni tra alleati, soprattutto sui temi della sicurezza, sono quotidiane. Nei seggi cittadini a vincere, seppure di misura, è il no. Il secondo caso arriva da un'altra città, Venezia, chiamata alle urne in tarda primavera. Anche qui il no prevale e sembra tirare la volata al centro-sinistra di Andrea Martella. Per Roberto Bulldog Marcato, Lega è già tempo di autocritica. Secondo me il centrodestra stava sottovalutando l'esito del referendum. Cioè, credo che siamo partiti dando un risultato per scontato, il sì. Invece così non è stato. Secondo me ci abbiamo investito poco e poi nel momento in cui il centro-sinistra ne fa una questione politica, hai voglia tu a mettere in campo avvocati, giuristi, tecnici. Devi rispondere con argomenti politici. Ancora reazioni che stanno arrivando, abbiamo sentito Giorgia Meloni in questo servizio, c'è la reazione ovviamente di Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, che dice: arriva un messaggio politico chiaro a Meloni e al governo, che ora devono riflettere, devono ascoltare il Paese e le vere priorità. È anche un messaggio per noi, dice Schlein, il Paese chiede un'alternativa e noi abbiamo la responsabilità di organizzarla, c'è già una maggioranza alternativa al governo. Questo voto ci consegna una grande responsabilità, lavoreremo con le forze della coalizione progressista per costruire l'alternativa, così Elly Schlein. Tornando invece sulla questione locale e all'analisi anche su Venezia, con una Venezia città dove il no vince anche staccando di parecchio il sì. Ci sono le parole arrivate poco fa di Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto, ma anche candidato del centro-sinistra alle comunali, con Martella che dice: la partecipazione così alta a questo referendum è un segnale importante. Quando i cittadini sentono che in gioco ci sono principi e diritti, si muovono. La netta vittoria del no indica una scelta chiara: difendere l'equilibrio dei poteri
e l'indipendenza della magistratura da una riforma costruita male e spinta anche da una volontà di controllo da parte dell'esecutivo. Oggi il Paese manda un messaggio forte: le riforme si fanno per migliorare la giustizia e non per piegarla. Anche a Venezia, dice Martella, dove la vittoria del no è molto chiara e in forte controtendenza, si afferma con nettezza la richiesta di equilibrio tra i poteri e di una giustizia dalla parte dei cittadini. Così Andrea Martella. Dicevamo, la grande partecipazione. Allora, quali sono stati i dati dell'affluenza definitiva? Erano già alti con i dati delle 23, abbiamo poi il dato finale, la mobilitazione, l'elettorato era chiamato appunto e mobilitazione c'è stata. In Italia il 59%, ebbene a livello veneto si è saliti oltre la media nazionale con il 63,47%, anche se sono Emilia Romagna e Toscana quelle più virtuose con oltre il 66%. Sicilia e Calabria di contro le uniche regioni che non superano il 50%. In Veneto l'affluenza più alta l'ha registrata la provincia di Padova con quasi il 66%, la più bassa a Belluno con il 59,13%, sotto il 60% anche Rovigo. Treviso si è fermata al 63,17% e nel capoluogo è andato a votare il 66,15% degli aventi diritto, la città del ministro della giustizia Carlo Nordio, è una città che di fatto, seppur di misura, ha bocciato la riforma del ministro che è appunto di Treviso. Continueremo poi con le disamine del voto al referendum anche nelle edizioni di Venezia e di Treviso, ovviamente dei nostri telegiornali. Ancora la politica prima di passare alla cronaca, perché non si è spenta l'eco, l'abbiamo visto ieri nei nostri servizi, l'eco delle contestazioni di ieri a Matteo Salvini. Parliamo ovviamente dei funerali di Umberto Bossi a Pontida, funerali molto partecipati. Ieri abbiamo raccontato ovviamente non solo delle emozioni ma anche delle contestazioni a Matteo Salvini, contestazioni che oggi i governatori leghisti di Veneto e Friuli Venezia Giulia commentano così. Non rispondo di queste questioni, nel senso che sono tematiche assolutamente irrilevanti. Ieri c'era un funerale e credo che quando c'è una situazione come questa, situazioni di quel tipo si commentino da sole, non hanno bisogno del mio commento. Non mi sembra, guardi, le contestazioni a Salvini, io conosco molto bene la comunità della Lega, mi sembra che non siano venute dalla comunità della Lega, ma da una parte di fuoriuscite della Lega che hanno creato delle forze, diciamo, politiche alternative, e devo dire poi, guarda, indipendentemente da come la si pensi su Salvini, sulla Lega, da chi è uscito, non voglio entrare nel merito, ma che al funerale di Umberto Bossi si facciano azioni di questo tipo, si sfrutti il funerale di Umberto Bossi per fare queste cose qua, lo reputo assolutamente qualcosa di svilente e devo dire anche di non dignitoso per quanto Umberto Bossi è rappresentato. Guarda, le contestazioni ci sono tutte, le divisioni politiche hanno visto tutti i tipi, ma si abbia rispetto per una persona che è venuta meno e soprattutto per Umberto Bossi, che è il padre della Lega. E la cronaca, c'è qualcosa che purtroppo non cambia mai in Veneto in questi anni, ed è la piaga dei morti sul lavoro. Nel Padovano è la quarta da inizio anno ed è successa questa mattina a Selvazzano Dentro. È un ragazzo speciale, sempre con il sorriso in bocca, buonissimo, non ci sono parole. Noi siamo parenti, ma siamo come voi, non sappiamo ancora niente cosa è successo. Vorrebbero poterlo vedere, c'è anche il papà di Mamour Mbou Pape, 22 anni, il volto rigato dalle lacrime, in questo gruppo di persone dipendenti di un'azienda vicina, fermi davanti ai cancelli della Boldrina Anselmo SRL di Caselle di Selvazzano Dentro. Sono le 8, il giovane operaio di origine senegalese dipendente dell'azienda da 2 anni sta lavorando su un macchinario destinato allo srotolamento e al successivo taglio a cesoia delle lamiere. Il dramma si consuma in pochi minuti. Il giovane, un ragazzo molto laborioso, impegnato sul lavoro ma anche nello studio, si sarebbe accorto della mancanza del liquido lubrificante e avrebbe tentato un rabbocco del fluido, finendo incastrato all'interno del cilindro del macchinario. Un collega lo vede, si precipita ad aiutarlo, tenta di tirarlo fuori, si ferisce alla mano destra ma non riesce a fare nulla. Il 22enne resta incastrato e morirà sul colpo. Il
collega è affidato alle cure del reparto di ortopedia dell'ospedale di Padova. Nell'azienda di via Marconi arrivano i sanitari del SUEM 118, i carabinieri, gli agenti dello Spisal. Il corpo senza vita di Mamour Mbou Pape, che viveva a Padova nel quartiere di Torre, viene portato in ospedale nell'istituto di medicina legale. Per lunghe ore in azienda vengono ascoltati i compagni e continuano i rilievi. Una morte che spegne il sorriso di una giovane vita piena di sogni e di progetti. Un giovane sorridente, vivace e laborioso, così lo descrivono i parenti, che adesso vogliono capire il perché. Inevitabile ovviamente la reazione del mondo del lavoro a questa ennesima vittima. Lo sgomento è indefinibile, non è possibile far manutenzione ad un impianto mentre l'impianto sta funzionando. Manca la cultura, manca la formazione, manca veramente quella che è una responsabilità morale che anticipatamente prevenga ogni qualsiasi tipo di infortunio, se è mortale. Non lo so, veramente bisogna istituire una procura speciale sui morti del lavoro. Una procura speciale per i morti sul lavoro e un potenziamento con nuove assunzioni allo Spisal. Interviene la CGIL dopo l'ennesima tragedia che vede proprio Padova con la sua provincia maglia nera per infortuni mortali, che aggiunge questo giovane operaio al terribile elenco di morti bianche. Il 5 gennaio non è più tornato dalla sua famiglia Fabrizio Braghetto, 65 anni, autotrasportatore, scivolato nel compattatore della carta nel piazzale di un'azienda di Borgoricco. Il 9 gennaio ha perso la vita in un incidente molto simile Zevkset Alili, 59 anni, cittadino albanese, morto alla Sesa di Este. Il 4 marzo è precipitato dal tetto di un'abitazione di Saonara dove stava installando pannelli fotovoltaici Stefano Contiero, 50 anni. Vicinanza alle famiglie e ai compagni di lavoro è stata espressa anche dalla CISL di Padova e Rovigo, che chiede una valorizzazione dei ruoli legati alla sicurezza RLS e RLST. Inaccettabile, così la UIL. Non se ne può più, c'è qualcosa di profondo che non va. Sarà la formazione? Cosa sarà che manca perché questi infortuni e queste morti sul lavoro vadano a terminare? Nell'epoca dell'intelligenza artificiale, non riuscire a fermare un macchinario quando c'è la mano di qualcuno dentro è una cosa inaccettabile. La cronaca torniamo fra pochissimo, torniamo invece alla politica. Oggi non solo il giorno ovviamente ieri e oggi non solo il voto del referendum, ma anche per le suppletive, per riempire il vuoto lasciato da Alberto Stefani e da Massimo Bitonci in Parlamento. Allora, peraltro risultati decisamente inferiori rispetto come affluenza rispetto al referendum. Vediamo intanto per quanto riguarda il collegio uninominale della Camera lasciato libero dal Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, che andrà quasi certamente, lo spoglio è iniziato e sta procedendo velocemente, andrà quasi certamente ad Alberto Di Rubba, tesoriere della Lega Bergamasco. Stando ai dati che arrivano informalmente da rappresentanti di lista, si profila la vittoria dell'esponente della Lega, candidato dal centrodestra nella circoscrizione che comprende i comuni della provincia di Rovigo e della Bassa Padovana. Il distacco sembra incolmabile per il candidato del centrosinistra Giacomo Bovolenta, avvocato di Porto Tolle, esponente di Italia Viva. Il terzo candidato, Giuseppe Padoan, che aveva costituito la lista Italia Resiste Libera, lontanissimo dai due avversari, commenta che molti elettori si sono trovati due schede in mano senza saperlo. Molta responsabilità è dell'informazione, del sistema informativo che Zerbino dice del potere. Il Polesine e la Bassa Padovana hanno perso l'occasione di tenere la testa alta la testa. Questo per quanto riguarda Rovigo e Bassa Padovana, la circoscrizione che comprende queste due zone, e poi c'è la circoscrizione che comprende il resto della provincia di Padova, quindi continua lo scrutinio anche da questo punto di vista. La cronaca giudiziaria, il suo gesto folle, è stato chiamato la strage di Santo Stefano di Cadore, portò alla morte di Marco Antoniello, di 47 anni, il figlio Mattia di appena 2 anni e la nonna del piccolo Maria Grazia erano in vacanza, la famiglia di Favaro. Parliamo di Angelica Utter e c'è una richiesta che arriva dal suo avvocato che fa discutere. La 34enne tedesca Angelica Utter, che falciò e uccise una nonna, il padre e un bambino di 2 anni, tutti di Favaro Veneto, chiede le vengano concessi gli arresti domiciliari.
La richiesta di modifica della misura cautelare, avanzata dal suo legale avvocato Giuseppe Triolo, fa leva sulle delicate condizioni di salute. Utter era stata investita lo scorso 28 dicembre a Ronco all'Adige e anche se fisicamente sta abbastanza bene, continuano a destare preoccupazione le sue condizioni psicologiche, giudicate ancora compromesse. La donna è tuttora ricoverata nella casa di cura Don Girelli, dove era stata trasferita alcune settimane dopo il primo ricovero ospedaliero, come disposto dal Tribunale di sorveglianza che le ha applicato la misura della libertà vigilata. Ora si attende la decisione dei giudici, cui è stata presentata richiesta affinché possa scontare agli arresti domiciliari la condanna a 4 anni e 8 mesi inflitta dopo il tragico incidente avvenuto il 6 luglio 2023 in centro a Santo Stefano. La sentenza, emessa su proposta di patteggiamento dal giudice per le indagini preliminari Simone Marcon, prevede l'applicazione appunto della libertà vigilata, con obbligo di permanenza nella comunità terapeutica residenziale protetta Don Giuseppe Girelli, struttura in cui Utter si trova tuttora dopo un primo periodo trascorso nel carcere della Giudecca a Venezia. All'interno della comunità terapeutica prosegue il suo percorso di recupero con impegni quotidiani in attività stabilite dai medici e dall'organizzazione del centro. E allora sentiamo cosa ha detto Lucio Potente, il papà di Elena e nonno del piccolo Mattia. Lo abbiamo raggiunto al telefono, la famiglia ovviamente di Favaro, Veneto. Abbiamo una legge, inutile che lo dica io, lo dicono tutti, abbiamo una legge, i giudici che, cioè, è assurdo, insomma. Sembra che uno che fa più danni e meno, non lo so neanche spiegare, cioè, ho sentito che la volta che era evasa, che voleva suicidarsi, non lo so, ma poi non voglio sapere niente di quella persona lì. È talmente deluso e distrutto dal dolore Lucio Potente, papà di Elena, nonno del piccolo Mattia e marito di Maria Grazia, che non ha più la forza di commentare ciò che riguarda Angelica Utter, la 34enne tedesca che ha falciato il compagno di Elena, Marco Antonello, il figlio di 2 anni e la nonna. Nulla più, dice Potente, ci restituirà ciò che abbiamo perso. Non voglio sapere nulla di questa persona qua. Le dico solo che stiamo male, ma male, basta. No. Mi scusi se non mi protraggo oltre. Io devo vivere per aiutare i miei figli e ci ha distrutto la vita. A 5 famiglie, no alla nostra. La nostra, mia figlia poi ha perso tutto. Capisce? Ha perso il piccolo, ha perso la mamma che glielo teneva, ha perso il compagno. Queste le parole del nonno. Mussa al salmone, a rischio botulino, Eurospin ritira il prodotto dopo i controlli a campione nel Padovano. È stata diramata un'allerta europea dopo i controlli di routine nel servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati dell'USL 6 effettuati nei supermercati nel Padovano. Durante uno di questi controlli è stato riscontrato un possibile rischio alimentare microbiologico in una confezione di mousse di salmone venduta nel supermercato Eurospin. Il Ministero della Salute ha ufficialmente segnalato il richiamo precauzionale dal commercio del lotto di mousse con marchio Land, una marca venduta nei supermercati Eurospin. La causa del ritiro riguarda il possibile rischio di contaminazione da botulino. Il supermercato Eurospin ha quindi ritirato dal commercio quel lotto di prodotti in tutti i suoi punti vendita. L'appello a tutti i consumatori che hanno acquistato la mousse al salmone Land presso Eurospin sono invitati a controllare il lotto sulla confezione. Si tratta del lotto con data di scadenza 20 maggio 2026 per le confezioni da 135 grammi. Si raccomanda di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di Biennale perché questa mattina sono stati presentati a Ca' Giustiniani Festival di danza, musica e teatro. Pietrangelo Buttafuoco parla ringraziando il Ministero, sapete quello che è accaduto ovviamente in queste settimane, quindi linea morbida, nessun accenno alle polemiche in corso. Oggi c'era anche l'attore Willem Dafoe. Una ricerca che attraverso le 3 discipline di danza, musica e teatro, nell'esperienza fattiva che coinvolge il pubblico e gli artisti, un'esperienza che ancora una volta conferma quanto forte e potente è
il senso e il sentimento dell'arte nella direzione della catarsi. Richiama la parola catarsi il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, per presentare i prossimi festival di danza, musica e teatro. Il presidente ringrazia ancora il Ministero dei Beni Culturali e, pur senza mai accennare al padiglione russa, la catarsi può essere un concetto utile anche per uscire dalle polemiche di queste ultime settimane. La parola alla direttrice della Biennale Musica. Titolo ispirato al simbolo del bambino e dell'infanzia come metafora di ascolto radicale, libero da pregiudizi e condizionamenti culturali. È un programma inedito con tantissime commissioni originali di Biennale Musica. L'evento di apertura sarà una cerimonia itinerante di un ensemble di giovanissimi chitarristi che guideranno il pubblico della Biennale verso l'Arsenale. Ben 158 appuntamenti per 470 artisti attesi a Venezia sono i numeri della Biennale Danza, Musica e Teatro. I vari eventi che celebrano le arti dal vivo della Biennale prenderà il 7 giugno con il 54esimo Festival Internazionale di Teatro diretto da Willem Dafoe, in scena fino al 21 giugno, per poi proseguire dal 17 luglio al 1 agosto con il 20esimo Festival Internazionale di Danza diretto da Sir Wayne McGregor. Infine il 70esimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea sotto la direzione della bravissima Caterina Barbieri sarà in programma dal 10 al 24 ottobre. Willem Dafoe sottolinea l'importanza del teatro. L'anno scorso lui ha cercato lavori che già conosceva, ha ripreso questi, invece quest'anno ha cercato di uscire più dai confini geografici, da quello che conosceva, ha fatto un lavoro di ricerca e ha cercato qualunque cosa potesse portarlo al di fuori di quello che già era noto. Il tema è Time Dance Not Exist e che il principale argomento sarà l'archivio e il corpo come archivio. Adesso ci salutiamo, fra pochissimo il telegiornale di Venezia.